Un assessorato fondamentale, ci tenevo a fare questa scelta, una scelta che ho fatha con grande orgoglio, quella del professor Gerosa, una figura di riferimento, un luminare nazionale e internazionale, che ha avuto tra l'altro esperienza di medico non solo a Padova ma anche a Verona, quindi ha conosciuto diverse realtà e all'estero, ha avuto modo ovviamente di essere una figura di riferimento della sanità pubblica e sono orgoglioso e onorato che sia al servizio della nostra regione, sia al servizio dei veneti. Due sentimenti che albergano in questo momento nel mio cuore sono da una parte il dispiacere di lasciare i pazienti, ma questo, come ho detto prima, questo sentimento è mitigato dall'assoluta certezza che la squadra che lascia Padova è in grado di dare delle risposte assistenziali di assoluta eccellenza, proprio nel solco di quell'eccellenza che è stato il segno distintivo del nostro gruppo in tutti questi anni. E dall'altra però l'orgoglio di poter agire per migliorare ulteriormente la sanità del Veneto e la salute dei nostri cittadini. Ringrazio ovviamente il Presidente Stefani per avermi dato questa opportunità. Ovviamente la legge con il blocco dei mandati mi impediva di ritornare in giunta, però insomma, avere questa possibilità e poter portare avanti tanti progetti che comunque erano rimasti sulla scrivania, perché tante cose erano arrivate diciamo a compimento, però altri sono in itinere, per me è una grande soddisfazione, una nuova sfida che raccolgo con entusiasmo. Lei è assessore giovane, però diventa la veterana di questa giunta. Così pare, ma chiaramente c'è sempre da imparare, quindi anzi io ho fatto un anno di mandato, quindi è una nuova sfida sicuramente anche per me. Esordio in giunta, quali le prime emozioni? Quelle semplicemente di aumentare il carico di lavoro che è già iniziato in Consiglio regionale 3 anni fa, poi nell'ultimo anno come capogruppo di un gruppo consigliare che oggi invece è raddoppiato, e con la consapevolezza che bisogna sempre fare meglio e fare di più. Una sfida molto impegnativa, ma è una grande squadra e credo che si possano veramente ottenere dei risultati molto positivi per la nostra regione. È già un grandissimo risultato a cui dobbiamo ai nostri cittadini, a chi ci ha portato fino a questo momento, e naturalmente lavoreremo in maniera importante e naturalmente in base a quello che poi il Presidente ci affiderà da fare.